Salve, eccoci di nuovo a una lezione sull'ortografia napoletana. Ci sono alcune curiosità che vi voglio parlare adesso, su alcune consonanti iniziali. Incominciamo con la N. Con la N, molte parole che iniziano con in napoletano perdono la I. Raramente rimane, tipo rimane in parola come inesistente, sa da inumà, un termine diciamo dei cimiteri, si deve inumare, si dice ancora inumà, però sono casi rari. La maggior parte delle volte la I cade e la N diventa per esempio nduvinà, indovinare, sa da indovinare, oppure ingegnere, perde la I entrambe. E per cui rimane il fatto che alcuni studiosi ci mettono l'apostrofo e altri non ce lo mettono. Poiché si capisce lo stesso, io non ce lo metto. Per cui si capisce che mettiamo a fare tutte queste astine, queste asticelle, queste mazzarella. A Napoli si dice, quando eravamo ragazzini, le aste, le asticelle, le asticine, a Napoli ci dice mazzarelle, così per cui tutte queste mazzarelle non sono belle da vedere, per cui se ce ne mettete di meno nessuno se ne accorge, ecco. È anche meno faticoso per voi che dovete mettere tutte queste mazzarelle. Molto spesso quando una parola incomincia con scusate, incomincia con ins, 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 come l'ho scritto male, si capisce? Sì, si capisce. Quando una parola inizia con ins, tipo insalata, la ns diventa z. Pensiero, anche nel corso, nell'interno della parola pensiero, napoletano pensiere, perché ns diventa nz, nz, per cui insalata diventa nzalata. E anche in questo caso va scritta la z, non italianizzate, insalata, insieme, per dire insieme, e non serve mettere l'apostrofo, se ci volete mettere, mettete ancelle, però non serve mettere l'apostrofo. Passiamo alla stessa cosa accade con la im, con le parole che incominciano con im, imbiancare, mbiancasa, da imbiancare casa, impepata di cozze molto buona, ambepate di cozze, anche in questo caso l'apostrofo, se ce lo volete mettere, ce lo mettete, altrimenti nessuno vi truciderà, perché non è rilevante per la comprensione, non è una cattiveria verso la lingua che fate. E adesso parliamo invece poi della S, che succede una cosa particolare. In molti gruppi consonantici la S in napoletano, come sapete, diventa sh, per cui le scarpe diventa scarpa, lo sporco diventa o spurk, ma questa sh non va scritta, rimane sempre s. Sporco si scrive sporco, sgamato, cioè scoperto, si dice sgamato, ma si scrive sgamato. Non queste cose, questo obbrobrio con questi suoni dentro che ogni tanto si trovano, per cui non li fate, ecco, cercate di mantenervi, scrivete come se fosse sempre il suono S e non il suono sh, non è rilevante. Poi ripeto, come forse l'ho detto in qualche altro video, in napoletano, così come in francese, in inglese, in tedesco, in tante altre belle lingue, si scrive in una maniera e si legge in un'altra, così come anche in italiano. Si scrive in una maniera e si legge in un altro. C'è stato e c'è qualche poeta che dice no, io voglio essere compreso anche dai milanesi, dai torinesi e dagli altri. Perché? Cioè noi dovremmo cambiare la nostra ortografia per fare un favore a persone di altre lingue, perché se io voglio imparare a leggere l'inglese, io vado in Inghilterra oppure faccio un corso in inglese,
e imparo a leggere l'inglese correttamente, il francese e il tedesco. Se uno vuole imparare a leggere correttamente il napoletano, viene a Napoli e si fa un bel corso di napoletano, e ciò può servire anche per il turismo. Avremo anche un turismo linguistico, oltre che un turismo per le bellezze naturali, per il cibo, la musica, l'arte e tutte quelle altre cose stupende che abbiamo nella nostra magnifica città. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Qualsiasi cosa, scrivetemi, sotto troverete il mio indirizzo e la mia pagina web e diffondete, se qualcuno è interessato diteglielo. Ciao, grazie, ciao ciao.